Alla fine ha chiuso i battenti. Parliamo di un grande vuoto lasciato in primo luogo a livello culturale, poi nella centrale via Atenea, che perde un altro punto di riferimento che ha rappresentato da sempre un'accogliente e prolifica struttura per lettori, turisti e religiosi. Parliamo della Biblioteca delle Paoline che dopo l'annuncio di una imminente chiusura adesso ha abbassato le saracinesche. Quasi 100 anni di attività, era il 1930 quando aprì i battenti. Ha operato con l'obiettivo di promuovere letture religiose e tant'altro, dalla letteratura alla storia e filosofia, pedagogia e psicologia, e poi oggetti sacri, immagini religiose, un grande salone con scaffali e pile di libri, vetrinette ed espositori, un ambiente nel quale si respirava quel meraviglioso profumo di carta che parla e insegna. Quel silenzio che permetteva di entrare e di immergersi tra titoli, stimoli culturali e copertine. Ci si potevano passare le ore ed è stato un punto di riferimento per tante generazioni, un luogo che accoglieva e permetteva di immergersi in un bagno di sapere. La crisi ha distrutto anche quest'ultimo baluardo della nostra storia, delle nostre tradizioni e del nostro vissuto. È una città che si impoverisce sempre di più e ai vari livelli di povertà, che è intanto culturale e dalla quale discendono le altre povertà, perché se non si comprende che un popolo colto è un popolo che genera ricchezza, benessere sociale, avanzamento della condizione umana, e ci si ferma alle piccole beghe di bottega e di fazione che con i paraocchi impediscono qualsivoglia iniziativa finalizzata ad aprire le menti, si comprenda anche che, come la libreria delle Suore Paoline, presto chiuderà tutto il resto. È già avvenuto a Venezia, venduta in elevatissima percentuale agli stranieri che hanno acquistato per la classica mangiata di pasta tutte le attività che man mano chiudevano, generando un risultato: la perdita di una identità storica e culturale in cui il cittadino indigeno si sente straniero nella propria città. E allora significherà che abbiamo perso tutto ciò che la storia e la natura ci avevano regalato, e forse comprenderemo di esserci affidati a menti sconsiderate, ma sarà troppo tardi.